Parlate tifosi napoletani, benvenuti sul canale Notizie di Napoli. Andiamo alle ultime dall'Azzurra. Ma prima, se siete nuovi qui, già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Al termine della gara, che coincide con la fine della stagione 2022 per il Napoli, dato che ora inizierà il mondiale in Qatar, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ci ha tenuto a mandare un messaggio alla squadra su Twitter. Il Napoli ha vinto in 17 delle ultime 19 partite di Serie A, e in questo parziale ha segnato 50 gol. Questo rende bene l'idea della dimensione che hanno raggiunto i partenopei, a maggior ragione dopo una campagna acquisti che aveva visto salutare parecchi senatori come Insigne, Mertens e Koulibaly. Questa al momento è la vittoria della filosofia De Laurentiis, che a fine gara ci ha tenuto a celebrare la squadra su Twitter. Con l'Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il mio Napoli migliore. Ci fermiamo per 2 settimane, ma riprenderemo con la stessa voglia e la stessa tenacia, consapevoli della nostra forza. Con la pausa arrivano anche l'augurio e i ringraziamenti del patrono azzurro, un grazie sincero alla squadra, allo staff e a tutti i dirigenti e collaboratori. Naturalmente grazie ai nostri meravigliosi tifosi e a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di vicepresidente. Infine un incoraggiamento per il proseguo della stagione, un monito per tutto il mondo Napoli: si ottengono risultati importanti solo se tutta la squadra gira al massimo. Ed è proprio quello che sta succedendo. Forza Napoli sempre! Cancelletto ADL. Ehi, fan di Azzurra? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.